Parlando di sicurezza, come vede i fatti di Vittorio Veneto? Sono gesti da condannare? Ma certamente sì, ho parlato anche col sindaco che è molto preoccupato ovviamente, devo dire che il problema è stato posto anche al ministro Alfano che si è preso ovviamente subito di petto la situazione, il cuore, ma certamente la situazione va tenuta sotto controllo, adesso cercheremo di capire cosa sta succedendo. La realtà trevigiana è una realtà che si sta complicando come del resto tutta l'Italia, insomma, in questa fase così difficile, anche perché la scommessa è quella di capire cosa accadrà rispetto anche a una possibile, non dico integrazione culturale perché è complicata, ma a una gestione e a un tentativo di convivere con l'arrivo dei profughi. Credo che il modello sia appunto quello dell'accoglienza diffusa, dove si riesce, non sempre è facile, ma insomma il problema il governo ce l'ha sotto controllo, insomma, la situazione per ora.